Va ora in onda la rassegna stampa. Buongiorno Pier Vittorio, a te la linea. Buongiorno Natalia, allora ti chiedo subito, mi sentite? Vedete la condivisione schermo? Sì, tutto benissimo. Perfetto, allora veramente un grandissimo buongiorno alle nostre ascoltatrici, ai nostri ascoltatori, voi che siete sempre dei patrioti innamorati della libertà. E allora ben ritrovati in questa nostra rassegna stampa. Oggi ci occuperemo ovviamente della tragedia a Milano con il deragliamento del tram 9, sono 2 morti, una cinquantina feriti. Il vice premier Matteo Salvini ha commentato: sono addolorato per quanto successo nella mia Milano. Una preghiera per chi è stato coinvolto nel tragico incidente, un ringraziamento ai soccorritori e la certezza che verrà compiuta chiarezza sui motivi dell'incidente. Ma oggi apriamo questa rassegna stampa con la notizia di qualche minuto fa dell'attacco di Israele all'Iran. Credo che già vediate la condivisione schermo qui proprio dell'ADN Kronos, Iran-Israele, abbiamo lanciato attacco preventivo, qui vedete questa colonna di fumo Katz che dichiara stato d'emergenza immediato in tutto il paese, colonne di fumo nero nel cielo della capitale iraniana. E allora ovviamente ci collegheremo, come già avevamo previsto, programmato alle 8:40 con la giornalista israeliana Fiamma Niresten e con Matteo De Sio, come sapete, conduttore per la nostra radio del programma del lunedì mattina Te la rido io l'America, anche perché vogliamo capire a questo punto anche le decisioni degli Stati Uniti. Già avevamo seguito in questi ultimi giorni il rischio di escalation e questi colloqui, questi negoziati stagnanti, e ci collegheremo anche con il nostrissimo e sempre sul pezzo Antonino Danna, e lo sentiremo proprio fra poco anche per capire come stanno reagendo le principali testate nel Medio Oriente, quindi sia testate israeliane, sia Al Jazeera, sia ovviamente le grandi testate internazionali, quindi dalla CNN, BBC, Fox News. Nella seconda parte poi di rassegna stampa terremo alle 9:05 il collegamento con l'europarlamentare leghista Isabella Tovaglieri. Con lei riapprofondiremo i temi dell'immigrazione, ma ragioneremo anche di tante altre questioni, parleremo delle violenze di anarchici, di antifascisti, anche e soprattutto dopo l'omicidio di Quentin in Francia. Le vostre opinioni sono sempre fondamentali, quindi sempre aperto il consueto filo diretto con voi. Intervenite chiamando allo 0292947222, 3 volte 2 finale, e scrivendo i vostri messaggi quindi nei commenti sotto le dirette Facebook della pagina della radio e della Lega. Potete mandare anche i vostri messaggi ovviamente sempre al numero WhatsApp della radio, il 340 6709 659. E riguardo le nostre coordinate, ecco, vi ricordo che potete seguirci sempre ovviamente dal canale digitale della Radio DAB, dicevamo dalle pagine Facebook della radio e della Lega, dal nostro nuovo sito internet, dalle app di Radio Libertà per i sistemi operativi iOS e Android e dal canale YouTube. E allora, vedete, prima abbiamo citato e richiamato qui l'ADN Kronos, ma ovviamente ha riaggiornato anche l'ANSA. Io ve lo riapro da qui, vedete, no? Anche la stessa immagine con questa colonna di fumo. Israele attacca l'Iran, attacco preventivo, sirene d'allarme a Gerusalemme, Katz si prevede una risposta con missili e droni, a Teheran esplosioni continue, missili in volo, boati anche nella zona del quartier generale delle forze armate. E poi Wall Street Journal, anche gli Stati Uniti stanno attaccando l'Iran, e quindi la conferma della partecipazione degli Stati Uniti. E per questo infatti vorrei aprire subito con voi anche Fox News, la riaggiorniamo perché ovviamente qui tutto lo scenario cambia, no? Nel giro di pochi minuti come arrivano queste notizie. Vedete, sta accadendo ora, quindi Stati Uniti e Israele che attaccano l'Iran. Anche Fox News conferma la partecipazione degli Stati Uniti all'attacco. Io qui ovviamente ve lo sto facendo vedere, leggere direttamente dalla traduzione poi in italiano. Israele che lancia un attacco preventivo contro l'Iran, tutte le precisazioni. Il ministro della difesa Israel Katz che dichiara lo stato di emergenza immediato in tutto il. E poi qui vedete, no, c'è ovviamente tutto l'aggiornamento sulla vicenda. Katz ha dichiarato questo stato di emergenza, un'emergenza speciale immediata in tutto il paese, e ha affermato che l'attacco ovviamente mira a rimuovere le minacce contro lo Stato di Israele. È tutta una prima pagina questa che ovviamente è dedicata all'attacco. Qui nel video si fanno vedere anche i siti colpiti.
qui in questo video lo riproduciamo un secondo, ecco, direttamente proprio da Fox News Channel, e ovviamente però dicevamo sono tutte le testate che stanno rilanciando la notizia, tutte le testate anche principali internazionali, quindi dalla CNN, la BBC. E io volevo con voi però aprire anche l'Iran International, vedere anche per esempio quotidiano Haaretz, che sapete però è nell'area progressista tra quelli israeliani. Vedete qui Israele che annuncia questo attacco preventivo. Aspettate, ecco, ve lo riapro da qui così non si sente anche i suoni di quell'altro video che stavamo riproducendo. Qui le immagini anche delle colonne di fumo, e come potete vedere poi alla fine un attacco di qualche minuto fa, ovviamente, che commentiamo qui in tempo reale. E allora gli ultimi aggiornamenti, quindi Israele che annuncia lo stato di emergenza, chiusura dello spazio aereo, e poi qui vedete anche gli Stati Uniti che attaccano quindi l'Iran, e il New York Times che lo riporta, che lo cita. E poi ve l'avevo accennato prima anche l'Iran, per esempio Iran 24 News, ecco qui, adesso lo riaggiorniamo perché questo vedete era la pagina precedente, quindi su Trump che aveva questa, no, scusatemi, non è no, questa si deve riaggiornare. Allora, riapriamo intanto l'ANSA perché anche qui vedo che ci sono ulteriori aggiornamenti. Allora, Teheran esplosioni continue, e poi invece, come vi dicevo, apriamo anche Iran International 24, lo apriamo da qui, però vediamo se me lo fa riaggiornare. E poi, come promesso, ci collegheremo anche poi con il nostrissimo Tonino Danna. Anzi, a proposito, chiedo a te, Natalia, perché abbiamo forse già provato a raggiungerlo o no? Non so se sia già disponibile. Sì, è collegato Antonino. Io ci Perfetto, sono. grazie Natalia, grazie a te Tonino. Ci senti? Sì, perfettamente. Buongiorno Pier Vittorio, amici e amici miei, ma non dall'avventura, buongiorno. La E storia ha Tonino, cominciato a far esatto. girare le sue ruote molto più velocemente di quanto potessimo immaginare. Dopo una lunga attesa, l'attacco è avvenuto. Alle 7:10 ora italiana, alle 8:10 in Israele, il ministro della difesa Israel Katz ha annunciato che le forze armate israeliane hanno lanciato un attacco preemptive, un attacco preventivo contro l'Iran, ed è stata colpita la capitale Teheran. Per la precisione è stato colpito, secondo quanto riferisce Iran International, direttamente il quartier generale dell'Ayatollah Khamenei, il quale, a quanto si apprende, è stato trasferito dentro un bunker per garantire la sua sicurezza. Israele ha chiuso il suo spazio aereo, riferisce la CNN, è stato chiesto ai cittadini di muoversi solo per estrema necessità, nessuno è obbligato ad andare a scuola quest'oggi, nessuno è obbligato ad andare al lavoro. Sono proibite le riunioni pubbliche e in particolare, naturalmente, ci sono eccezioni solo per i settori cosiddetti delicati del paese, quindi pensate agli ospedali o alle forze armate. Si prende poi che l'attacco è stato coordinato insieme agli americani, lo dice sia Al Jazeera che la CNN, e in particolare queste fonti della CNN dicono cioè queste due fonti militari americane dicono alla CNN che gli attacchi sono ancora in corso, e in particolare non si tratta di un piccolo attacco, quindi si sta evidentemente operando su larga scala. Si riferisce inoltre che nella città santa di Qom, dove peraltro è seppellito l'imam Khomeini, che è stato l'uomo che 47 anni fa ha trasformato la Persia dello Shah in una dittatura religiosa, in una repubblica islamica, bene, i quotidiani iraniani riferiscono che si sono sentite due grosse esplosioni a Qom, e inoltre l'Iran ha chiuso il proprio spazio aereo per almeno 6 ore. Questo è l'annuncio ufficiale. La situazione è tale che evidentemente l'obiettivo non sarà qualcosa di breve, ma sarà una guerra probabilmente che durerà un po' di tempo. Nel frattempo, per adesso, Tel Aviv, per quello che si vede, sembra essere calma e tranquilla. È un sabato mattina
soleggiato, tra l'altro sono le 9:10 mentre vi sto parlando, perché Israele è un'ora avanti rispetto a noi. Poche persone per strada, sto vedendo qui alla TV CNBC TV18, passa una rara automobile, qualcuno porta il cane a passeggio, insomma sembrerebbe per adesso tutto tranquillo. C'erano stati dei prodromi di questo attacco, ma nei giorni scorsi c'era stato un continuo affollarsi di aerocisterne all'aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv, dove addirittura le aerocisterne sarebbero una ventina, aerocisterne americane. È arrivata la portaerei Gerald Ford al largo di Haifa a protezione di Israele. Sapete che è presente la Lincoln dall'altro lato, quasi come una sorta di tenaglia, dalla parte dello stretto di Hormuz da cui si entra nel Golfo Persico. Inoltre ieri si è appreso che la portaerei Nimitz, quindi una gemella della Lincoln, è stata dirottata anch'essa verso l'area del Golfo Persico. Questo lasciava pensare che insomma ci sarebbe voluto qualche altro giorno, e invece l'attacco è venuto questa mattina. Un'altra cosa che vi devo dire è che i negoziati sono stati sostanzialmente una presa in giro fatta dall'Iran in questi 20 giorni, visto e considerato che non hanno fatto altro che rispondere sempre no alle richieste degli americani, e cioè non dovete avere più un programma nucleare, non dovete avere più un programma missilistico che metta a repentaglio Israele. Iran International pubblica ora, perché già su X cominciano a girare i primi video, un video incredibile, cioè ci sono dei cittadini di Teheran che ridono dopo aver visto appunto i missili di Israele piombare sul quartier generale di Khamenei. Humor nero, ma d'altronde dopo 47 anni di dittatura feroce e 32.000 morti soltanto a gennaio per reprimere le legittime manifestazioni da parte della popolazione per avere delle condizioni economiche e delle libertà che naturalmente in una Repubblica Islamica non ci sono, la gente ora comincia a sentire un senso di sollievo. La domanda successiva è: che cosa viene adesso? Adesso dobbiamo capire se sarà un'operazione lunga o breve, se sarà un'operazione come caldeggiato da una fonte della famiglia reale saudita, cioè che bisogna eliminarli uno dopo l'altro, tutti i pezzi grossi del regime islamico. E già che ci siamo, ecco, in questo momento stanno suonando le sirene nella parte meridionale di Israele, quindi i cittadini sono stati chiamati a correre nei rifugi. Vi ricordiamo che in Israele esistono sia i rifugi sotterranei che anche le mamad, che sono queste stanze corazzate che devono esserci per legge negli edifici di nuova costruzione dopo il 2000. Quindi la parte meridionale di Israele, per cui da Tel Aviv fino ad arrivare a Eilat sul Mar Rosso, evidentemente è a rischio di essere colpita dai missili iraniani. Evidentemente gli iraniani stanno rispondendo all'attacco che è stato compiuto dagli israeliani, insieme con gli americani, precisiamo, insieme con gli americani. Trump aveva detto di non essere contento dei colloqui e, come vedete, questo è il risultato della sua scontentezza in questo momento. Pier Vittorio, dimmi. Sì, no, Tonino, infatti, sai, prima ne stavamo parlando quando stavamo commentando l'inizio, no, di questi attacchi, prima che ovviamente cominciasse questa nostra rassegna stampa, e cioè le valutazioni, le dichiarazioni del vicepresidente Vance, perché sappiamo che i colloqui erano stagnati, come hai detto te, Trump era scontento, era deluso, sì. Si capiva, si notava che ormai Ayatollah non intendessero rinunciare alla propria arma nucleare. Però Vance aveva dichiarato, ecco, gli Ayatollah non ci trascineranno in una lunga guerra. E in realtà l'America, abbiamo visto, confermato, sta partecipando a questi attacchi. Ovviamente noi non possiamo sapere se sarà qualcosa di chirurgico, di limitato, di circoscritto, però come hai ricordato anche te, il dispiegamento di quella che Trump aveva definito l'armada nel Golfo fa presagire che probabilmente questi attacchi dureranno e insomma non sarà un conflitto limitato a pochi giorni, c'è questo rischio, non sappiamo, non lo possiamo dire con certezza, però effettivamente questo coinvolgimento fa pensare che effettivamente la resa dei conti durerà e non poco.
Ma è evidente che qui a questo punto cioè mi sembra chiaro che qui si va verso il regime change, non è che gli tirano due missili per costringerli a cosa? A negoziare. Negoziare con chi? Con una manica di assassini che hanno 32.000 morti sulla coscienza. È evidente che se c'è stato l'attacco preventivo da parte di Israele, molto probabilmente Israele ha scoperto qualcosa. E molto probabilmente sapremo tra non molto per quale motivo Tel Aviv si è spinta a compiere questo gesto. Del resto nei giorni scorsi Axios, che è un quotidiano online molto ben informato sulle segrete stanze di Washington, aveva riferito che sì, va bene, ma gli americani avrebbero preferito che ad attaccare per primi fossero gli israeliani, anche perché questo da un punto di vista costituzionale libera le mani a Trump. Vorrei ricordare infatti che nei giorni scorsi i deputati democratici al Congresso avevano detto che Trump sarebbe dovuto passare dal Parlamento prima di poter muovere anche un solo mezzo contro Teheran, il che in una situazione storica e politica come questa è veramente una pretesa di un'idiozia unica. Ma detto ciò, in questo modo Trump è libero di operare, diciamo, come meglio crede, visto e considerato che sta intervenendo a difesa del suo alleato più importante nell'area medio orientale. E quindi a questo punto i democratici possono stare tranquilli, anche perché stavolta credo proprio che se si andasse al voto, dovete sapere che in America il presidente degli Stati Uniti può disporre, diciamo, dell'apparato militare entro certi limiti, e se si tratta di condurre delle operazioni su vasta scala deve avere l'autorizzazione del Parlamento. Questa è una risoluzione che è stata fatta ai tempi della guerra del Vietnam. È chiaro che probabilmente nei prossimi giorni ci dovrà essere un passaggio parlamentare anche negli States, ma è evidente che a questo punto i numeri e la volontà di supportare il Presidente in questo attacco si troveranno, questo è poco ma sicuro. Ecco, ricordiamo Tonino che appunto questo è già il secondo grande attacco in un anno, perché ovviamente furono condotti poi quegli attacchi proprio con bombe di grandi dimensioni su 3 siti nucleari all'interno dell'Iran, quindi nel giugno del 2025 l'ordine proprio di Trump con gli aerei da guerra. E comunque gli attacchi adesso vedo qui, per esempio la stessa agenzia di stampa statale Fars riferisce che sono condotti in diverse città iraniane, per esempio Isfahan, Qom, Taray, Kermanshah, quindi oltre alla capitale Ecco, Isfahan, Teheran. che è un altro dei siti del programma nucleare iraniano, già che ci siamo. E già che ci siamo, giusto ieri su Iran International si poteva leggere una dichiarazione sempre da parte del governo israeliano che riferiva a questo piccolo fatto. A Natanz, che è stata colpita, come tu ricordavi, durante la guerra dei 12 giorni dai bombardieri B-2 con le bunker buster, le bombe che possono penetrare fino a oltre 60 metri di profondità e distruggere i bunker, a Natanz si è scoperto che in una montagna vicina che si chiama Picaz, gli iraniani stavano costruendo un nuovo deposito, una nuova struttura per l'arricchimento dell'uranio, il che dimostra che questi signori non avevano assolutamente alcuna voglia di negoziare per avere una soluzione pacifica. È stato solo un modo per cercare di prendere tempo, per cercare di prendere in giro il mondo, ma d'altronde questo l'aveva già detto Kissinger nel suo libro Ordine Mondiale 10 anni fa e più. Guardate che l'Iran comunque ha sfruttato tutta questa situazione per continuare a spostare un po' più in là l'asticella e di conseguenza per continuare il proprio programma nucleare. Ecco, batte ora l'agenzia semi-ufficiale iraniana ISNA che migliaia degli appartenenti al corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche, cioè i Pasdaran, sono stati uccisi o feriti a seguito di questi attacchi su alcuni centri militari e posizioni militari occupati dai Pasdaran. Quindi si va delineando una situazione nella quale gli israeliani insieme con gli americani hanno cercato di colpire il quartiere generale di Khamenei a Teheran. Evidentemente colpiranno tutta una serie di strutture del governo
iraniano e in particolare sono state colpite le basi militari, in questo caso dei Pasdaran, che sono, se volete, possiamo usare questa espressione, la spina dorsale che regge in piedi tutto l'apparato repressivo della Repubblica Islamica. Quindi non sarà una cosa che finirà quest'oggi, ecco. Ecco, e quello che ti chiedo però, secondo te è possibile questo regime change? Perché mi ricordo che già l'anno scorso, quando avvennero quei bombardamenti mirati, si sostenne, ma è difficile realizzarlo a Teheran. Mi ricordo ancora la presa di posizione di Ugo Trambali, vabbè, sappiamo le sue idee per ISPI, no? E sostenne, ma guardate, dopo anni di conflitto a Gaza, Hamas è ancora lì, come si può realizzare a Teheran, comunque l'Iran, paese millenario, paese comunque che è grandissimo, sterminato? È ipotizzabile una sorta di primavera araba, perché comunque il regime ha fatto vedere, no, con la feroce repressione che hai raccontato prima, comunque ancora la sua forza, o probabilmente anche questo è stato pianificato tra Israele e Stati Uniti, c'è qualcosa che si sta preparando, che ancora non sappiamo, e magari ci potrebbe essere anche una rivolta più estesa. Allora, Israele e gli Stati Uniti hanno l'asso nella manica, perché sempre ieri Iran International riferiva una cosa molto interessante. La cosa molto interessante è questa qua. Qualcuno di voi probabilmente si ricorderà dei curdi al tempo di Saddam Hussein. Il popolo curdo da più di 120 anni, dai tempi della Grande Guerra, aspetta di avere una propria nazione. Sono sparsi tra Turchia, Iraq e Iran. Bene, ieri riferiva Iran International che, insomma, a quanto pare i servizi segreti americani e il Mossad israeliano avrebbero stretto un'alleanza con i curdi che si trovano nella parte settentrionale dell'Iran e con quelli a cavallo del confine con l'Iraq, perché in cambio dell'autodeterminazione, quindi la nascita di uno Stato curdo con 120 anni di ritardo sulle loro richieste rispetto alla Grande Guerra, loro cooperino a rovesciare il regime dall'interno. Quindi la quinta colonna sarà costituita dai curdi, eventuali manifestazioni di piazza della gente, e poi a quel punto vedremo se tornerà Reza Pahlavi, cioè il figlio dello Shah, Mohammed Pahlavi, il quale, come sapete, dal 1979 vive negli Stati Uniti d'America. Lui stava facendo il servizio militare, si stava addestrando a pilotare i jet quando scoppiò la rivoluzione, suo padre lasciò l'Iran, e lui, come sapete, ha questo piano di 100 giorni per cui, abbattuto il regime degli Ayatollah, si dovrebbe insediare un governo transitorio che preparerebbe libere elezioni e poi la nascita di un'assemblea costituente incaricata di scrivere la nuova Costituzione, ovviamente scegliendo la forma di governo del paese, un po' come è stato da noi dopo la Seconda Guerra Mondiale. Va? Ecco, e a proposito di questo, poi volevo anche chiederti, no, perché per esempio il Wall Street Journal ovviamente ha rilanciato addirittura la notizia secondo cui questo attacco potrebbe durare di più rispetto a quello di giugno. Qui vedete anche il flash dell'ANSA, l'attacco all'Iran sarà più esteso di quello di giugno. E poi le dichiarazioni di poco fa, qualche minuto fa, proprio il ministro Rosetto che è intervenuto, personale della difesa non è coinvolto nel conflitto in Medio Oriente, il ministro che dichiara la priorità assoluta è la sicurezza dei nostri militari, e poi sto seguendo con la massima attenzione l'evolversi della situazione in Iran, Israele e più in generale nell'intera area del Medio Oriente. Quindi ti chiedo, secondo te l'Italia, ecco, della Meloni che postura deve assumere? Perché mi immagino adesso anche, insomma, da parte delle opposizioni che cosa si scatenerà. Abbiamo già visto tutto quello che è successo, no, per la guerra a Gaza, con le accuse addirittura di complicità, e poi chi ha provato a cavalcare anche le tesi Pier Vittorio, io sono pronto a scommettere un caffè con te che a quest'ora c'è già qualcuno da qualche parte che comincia a dire che è stato attaccato uno Stato sovrano. Tanto per cominciare, come durante la guerra dei 12 giorni. Che possiamo fare noi altri? Noi altri siamo una portaerei protesa nel Mediterraneo e abbiamo una base soprattutto che si chiama Sigonella dietro l'Etna, che agli americani serve perché lì ci tengono e fanno decollare per esempio gli aerei, gli AWACS, gli aerei spia.
È vero che noi siamo abbastanza lontani, diciamo, dal punto in cui si verificano questi fatti mentre noi stiamo parlando. Noi siamo più una seconda linea o, se volete, una retrovia, però è altrettanto vero che a Pozzuoli c'è la flotta americana e di conseguenza siamo pieni anche di basi militari americane nel nostro paese. Può darsi che l'Italia possa essere usata come trampolino di lancio per qualche mezzo aereo o navale americano diretto verso il Golfo, questo sì, ma non credo che l'Italia sarà coinvolta in qualcosa in questa vicenda, anzi. Ecco, chiaro, perché veramente ci immaginiamo già ovviamente le obiezioni, i rilievi dell'opposizione, ripeto, dopo quello che già è successo per la guerra a Gaza. E allora, Tonino, facciamo così, sono le 8:29, a questo punto chiedo anche a te, Natalia, la conferma, piccolo break e poi ci ritroviamo fra pochissimo in modo tale da completare questa parte, perché poi fra poco ci aspetta anche il collegamento con la nostra ospite, e cioè la giornalista italo-israeliana Fiamma Nielsen. E allora, Sì, Natalia, fra una pochissimo. cosa, siccome Sì. oggi ovviamente il garage dell'Alfista non ci sarà, noi continueremo dopo il liberamente del nostro direttore Giovanni Sallusti, va bene? Quindi tu resta con noi se vuoi, tranquillamente. Perfetto, grazie Tonino, Grazie. grazie a te Natalia, allora ci troviamo fra pochissimo per il break, dopo il break, Perfetto. scusatemi, tra poco. Ciao. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Un saluto care amiche e cari amici di Radio Libertà. Una grande notizia, chiaramente, per chi conosce l'olio extravergine di oliva Acerbis, per chi lo usa da tanto tempo, è sicuramente una notizia importante. Per gli altri che magari lo vogliono provare, questo è il momento per approfittarne. Sì, perché tutto il mese di gennaio e tutto il mese di febbraio, olio nuovo, prezzo vecchio. Quindi potrete ordinare chiamando 030 68 40 408 6 bottiglie da 1 litro di olio estratto a freddo Acerbis a sole 84 euro e il trasporto è gratuito. Parliamo di un olio estratto a freddo da olive italiane selezionate all'origine. Tutte le mattine imbottigliamo il prodotto fresco su vostra ordinazione, quindi vi arriva a casa un qualcosa di unico. Se volete riscoprire i sapori di un tempo, se siete alla ricerca di un olio vero, importante, di un olio italiano che dia ai piatti un tocco in più, 030 68 40 408, oppure potete ordinare tramite la pagina web olioacerbis.com, perché come diceva il mio nonno Alberto, l'olio bu elve sempre a galla. Alberto, l'olio buono viene sempre a galla. Abbiamo avuto una produzione piuttosto scarsa quest'anno, lo sapete, ma una qualità straordinaria. Chiamate in tanti. Grazie, buon proseguimento. Di nuovo a te la linea, Pier Vittorio. Grazie Natalia. Allora, piccola comunicazione di servizio, Natalia, la nostra ospite Fiamma Nielsen ci sta già aspettando e probabilmente sarebbe meglio una chiamata telefonica, perché in caso poi di risposta, di reazione ovviamente iraniana, quando bisogna correre e ripararsi nei rifugi, è assolutamente meglio questa come modalità. E invece Tonino credo che sia ancora in linea con noi e volevo chiederti ecco, se ci sono reazioni anche europee, vero, dall'Unione Europea in questo momento. Allora, io in questo momento non vedo reazioni europee, però fammi vedere un attimo la Deutsche Welle, vediamo un attimo se i nostri amici tedeschi hanno qualche aggiornamento. Nel frattempo ovviamente la Fox sta mostrando tutti gli assetti navali nel Golfo, tutta la concentrazione di gruppi da battaglia e navi da guerra che ci sono nel Medio Oriente. Ci sono già le prime immagini che arrivano da Teheran, si vede un'enorme nuvola di fumo che si alza dal centro della città e tra l'altro nei giorni scorsi, scusate se mi cito, ma lo avevo scritto proprio su Italia Oggi, era stato molto criticato il sindaco di Teheran dai cittadini perché questo fenomeno, che tra l'altro è noto per essere uno tutt'altro che rispettoso della rigida morale degli ayatollah, capite a me, questo signore, un noto donnaiolo,
questo signore è andato in televisione a dire che gli americani stavano facendo la psicosi e che sì, va bene, la metropolitana a Teheran e i parcheggi sotterranei si possono usare come rifugi in caso di bombardamento, però noi ce la prendiamo comoda nell'attrezzarla e faremo il minimo sindacale perché non possiamo darla vinta a gente che vuole che noi si stia tutti in casa pieni di paura. Ok, va bene, come vuoi tu. E questo è il risultato. Il risultato è che ha lasciato i suoi cittadini esattamente come durante la guerra dei 12 giorni, senza istruzioni e senza la benché minima idea su quello che c'è da fare. Complimenti, complimenti. No, per adesso sì. niente, posso dirti però una cosa che arriva ricapitolando dalla BBC: esplosioni in alcune città dell'Iran, in particolare appunto, come dicevi tu, Isfahan, Qom, Karai, Kermanshah. Alcuni missili hanno colpito University Street, quindi la via dell'università, e l'area governativa della capitale iraniana Teheran. Si sono sentite anche esplosioni in altri 2 quartieri di Teheran e si può vedere il fumo che si alza dal centro della città, come lo stiamo peraltro vedendo su Fox News. Un'altra cosa che io vi dico, che arriva direttamente dalla CNN, scusate un attimo, ecco qua, le fonti militari dicono alla CNN che comunque gli attacchi americani sono attualmente concentrati su obiettivi militari. Non vogliono ovviamente dare i dettagli perché l'operazione è ancora in corso, ma l'obiettivo sostanzialmente sarebbe gestire la minaccia militare iraniana e proteggere le forze armate americane. Gli Stati Uniti hanno messo in piedi delle misure per proteggere il proprio personale militare nella regione poco prima dell'inizio dell'azione. Questo è quanto vi dico per il momento. Peraltro di altro per adesso non ce n'è, ma naturalmente di minuto in minuto le cose cambieranno. Noi abbiamo 2 video da parte, se li volete mostrare. Uno appunto è la prima esplosione che c'è stata a Teheran e l'altra, arrivano entrambi da Iran International, e l'altro sono i cittadini di Teheran che ridono nel momento in cui il missile colpisce il quartier generale di Khamenei, il che dice molto. Sì, ed è infatti proprio la notizia che viene mostrata qui in alto dal sito di Iran International, cioè degli iraniani che ridono non appena vedono questi missili, questi colpi, questi attacchi che vengono condotti. E allora Natalia, chiedo a te magari se possiamo, probabilmente sono già arrivati a te e questi video se li possiamo già far riprodurre, in attesa ovviamente poi di collegarci con la nostra ospite. وای به تو زدن وای به زدن به اینو زدن وای Ecco, lo potete intuire da voi. Il primo video era il rumore delle strade di Teheran, appunto subito dopo il primo missile che ha colpito la capitale. Il secondo era la gente che rideva appunto nel momento in cui ha visto cadere il missile dalle parti, insomma, della base del quartier generale di Khamenei, che, come vi dicevo, è stato spostato in un bunker e messo al sicuro, già che ci siamo. Per adesso, tra l'altro, non c'è stato ancora il colpo di risposta iraniano contro Israele, perché io sto vedendo la Fox News in diretta, ovviamente. C'è l'inviato da Tel Aviv,
Fa un po' freschino però, c'è il giaccone che spiega proprio questo. Per adesso la vita in città è abbastanza tranquilla, non succede niente, non c'è avvisaglia di missili e peraltro poco fa su X Mike Huckabee, che è l'ambasciatore americano in Israele, ha soltanto detto: nel momento in cui sentirete le sirene nel paese, precipitatevi, lui lo scriveva ovviamente un avviso per tutti i cittadini americani che si trovano in Israele, precipitatevi d'urgenza dentro i rifugi. Sai, c'è stato un momento premonitore. Io ieri pomeriggio, francamente, quando ho letto questa notizia su Iran International, sono rimasto un po' così. Il sindaco di Beersheba, che si trova nella parte meridionale di Israele, anzi il vice sindaco, aveva detto alla stampa che i rifugi antiaerei erano già aperti, erano stati aperti ieri pomeriggio. Ora, onestamente, io quando ho letto questa notizia ho detto: vabbè, se questi hanno aperto i rifugi antiaerei adesso, e poi è stata pubblicata anche una foto dell'Iron Dome che è stato schierato, le batterie Iron Dome sono state schierate anche nel centro del paese. Vi ricordo che Israele è un paese grande quanto l'Emilia Romagna, cioè da nord a sud sono 400-500 chilometri, lo attraversi in qualche ora. Ecco, già stato schierato l'Iron Dome, quindi tutto il sistema missilistico israeliano a difesa delle città della parte centrale di Israele, quindi ora ci si aspetta un'eventuale risposta da parte degli iraniani. Un dato in più: da adesso, da qualche settimana, un mese circa, è entrato in funzione un cannone laser che è stato sviluppato dagli israeliani e si chiama la Fionda di Davide, se non sbaglio, si dovrebbe chiamare in questo modo. E praticamente qual è la sua capacità? Questo è un cannone laser che distrugge i droni ed eventuali missili che dovessero sfuggire all'Iron Dome prima che ovviamente si precipitino a terra. Con una certa ironia, l'azienda che l'ha sviluppato ci tiene a precisare che l'energia elettrica, perché funziona chiaramente a corrente essendo un laser, l'energia elettrica che serve per buttare giù un drone e ridurlo in 1000 pezzi è l'equivalente del costo di un hot dog in centro a New York, cioè $2, cioè 1,72 € a colpo, il che, se permettete, è anche un grosso risparmio rispetto al costo dei missili intercettori dell'Iron Dome, che costano milioni di dollari invece. Quindi Israele ha questo nuovo sistema ravvicinato di difesa contro eventuali missili che dovessero bucare l'Iron Dome, perché l'estate scorsa, l'avete visto nella guerra dei 12 giorni, il 10% di ciò che veniva tirato dagli iraniani è riuscito a bucare l'Iron Dome israeliano, ma stavolta insomma il tasso di invulnerabilità dovrebbe aumentare molto di più. Pier Vittorio, c'è Fiamma Nirenstein è già dei nostri? Allora, stiamo provando a contattarla, vero? Mi confermi, Natalia, però sia telefonicamente che su Teams. Io infatti prima ho provato a rispondere, ma ero in diretta, dopo ho visto e le ho riscritto alla dottoressa Nirenstein, ma credo, Natalia, che effettivamente ancora non sia stato possibile tenere il collegamento, vero? No, ancora no. Ok, e allora Tonino, vengo all'altra domanda, la domanda delle domande, perché eravamo tutti in apprensione per comunque le intese tra Iran e Pechino, la Cina, perché appunto secondo la Reuters qualche giorno fa sarebbe stato siglato questo patto segreto per i missili supersonici CM302, anche lo stesso giornale rilanciava la notizia, quindi questo era il piano, diciamo, dell'Iran per centrare le portaerei statunitense. E in più era stata addirittura diffusa la notizia secondo cui poi questi movimenti della portaerei statunitense Gerald Ford nel Medio Oriente erano stati fotografati da una società cinese. E allora adesso la domanda è: la Cina starà a vedere, la stessa Russia starà a vedere, interverranno, si tireranno fuori da questo conflitto? Per il momento, ecco, quali sono state le reazioni?
Il problema è che per adesso non abbiamo reazioni di questi signori. La Russia che cosa deve fare? La Russia non ha... La Russia, se si mette a combattere una guerra per difendere l'Iran, poi come fa a strangolare l'Ucraina? Quindi non è che le munizioni crescono sottoterra, scavi e le trovi, quindi non funziona assolutamente così. Per quanto riguarda la Cina ovviamente non si può esporre in prima persona. L'unica cosa che può fare è fornire eventualmente le armi. Posso dire una cosa, allora intanto ho degli aggiornamenti dalla CNN. In questo momento Tasnim, che è un'agenzia stampa semi-ufficiale che è collegata appunto ai Pasdaran, dice che l'Iran si sta preparando alla vendetta a seguito degli attacchi congiunti svolti da Israele e gli Stati Uniti quest'oggi. Inoltre, già che ci siamo, Trump ha postato poco fa un video sui social media nei quali lui ha annunciato appunto l'inizio della campagna militare in Iran. Ha detto Trump, ve lo leggo direttamente in tempo reale: il nostro obiettivo è difendere gli americani eliminando le minacce imminenti da parte del regime iraniano, un gruppo pernicioso di gente molto dura e molto pericolosa. Ancora, le attività minacciose che l'Iran compie mettono direttamente in pericolo gli Stati Uniti, le nostre truppe, le nostre basi nel mondo e i nostri alleati, ha detto anche in questo messaggio che dura addirittura 8 minuti. Per 47 anni il regime iraniano ha cantato morte all'America e ha portato avanti una campagna senza fine di sangue e di omicidi di massa, colpendo gli Stati Uniti, le nostre truppe e la gente innocente in troppi paesi del mondo. Quindi mi sembra evidente che l'obiettivo è rovesciare il regime degli Ayatollah, perché a questo punto non ha assolutamente senso tenere in piedi gente che da 47 anni appunto canta guerra all'America. Sempre la CNN, altro passo del discorso di Trump: l'esercito americano sta compiendo un'operazione, le forze armate americane stanno compiendo un'operazione di enormi dimensioni che è ancora in corso per impedire che questa dittatura radicale e malata continui a minacciare l'America e i nostri principali interessi nazionali. Abbiamo intenzione di distruggere i loro missili e radere al suolo la loro industria missilistica. Inoltre ha detto che, sempre Trump, ha detto che l'Iran stava lavorando a ricostruire il proprio programma nucleare dopo appunto i bombardamenti e la guerra dei 12 giorni a giugno. Loro hanno rifiutato ogni opportunità, loro hanno perso ogni opportunità per raggiungere le loro ambizioni nucleari e noi non potevamo sopportare che ci provassero ancora, ha detto ancora Donald Trump nel corso di questo discorso video postato appunto su Truth e in generale su tutti i suoi su tutti i social da dove il Presidente degli Stati Uniti parla. E infatti c'è qua il video, vediamo se riusciamo a trovarne una eventuale trascrizione, vabbè, poi vediamo di trovarla. Comunque già abbiamo i primi excerpt, i primi brani di queste affermazioni da parte di Trump, che definisce tra l'altro Major Combat Operation, cioè si tratta di operazioni militari di vasta portata, ecco, potremmo tradurlo in questo modo. Quindi, ricapitolando tutto ciò che ci siamo detti finora dall'inizio della rassegna stampa, stamattina alle 8:10 ora italiana, alle 9:10, anzi le 7:10 italiane, alle 8:10 di Israele, lo Stato di Israele ha lanciato un attacco a sorpresa contro gli Ayatollah dell'Iran. In questo attacco le forze armate israeliane sono assistite da quelle americane, risulta colpita Teheran, risultano colpite alcune tra le principali città del paese, ci sono migliaia di morti tra i Pasdaran perché sono state colpite delle basi militari, principalmente gli americani stanno colpendo delle basi militari. L'Iran è stato colpito anche
come si chiama? È stato colpito il quartier generale di Ali Khamenei nel centro di Teheran, la guida suprema è stata spostata in un bunker e, tanto per gradire, l'Iran ha annunciato che si prepara a rispondere a questo attacco. Donald Trump poi, con un lungo discorso postato sui social, ha detto: noi siamo ora contro questo regime che voleva comunque raggiungere le proprie ambizioni militari, che ha cantato per 47 anni morte all'America, e di conseguenza è evidente che non si tratterà di una breve operazione militare, non sarà un colpo a sorpresa e basta, ma l'obiettivo è chiaro, è quello di rovesciare il regime degli Ayatollah. In questo momento sto vedendo la webcam che AP ha puntato su Gerusalemme, si vede la moschea della Cupola d'Oro, si vede la spianata del Tempio. In questo momento a Gerusalemme è tutto tranquillo, sereno, poco nuvoloso, è un sabato mattina primaverile, tutto abbastanza tranquillo. Ecco, abbiamo dalla BBC un altro aggiornamento sempre del discorso di Trump. Il presidente Trump ha detto che gli Stati Uniti non avevano preso una decisione finale su colpire o meno l'Iran, almeno fino a ieri sera, ma ha aggiunto che non era contento a proposito delle posizioni che erano state espresse dagli iraniani nel corso dei colloqui sul nucleare. Trump ha anche detto che l'Iran non aveva assolutamente intenzione di darci quello che noi avevamo chiesto. Vi ricordo che gli americani volevano la fine del programma nucleare, la consegna dell'uranio arricchito e la fine del programma missilistico iraniano, e ha aggiunto che l'Iran non può avere delle armi atomiche. I colloqui in diretta a Ginevra tra i due paesi si sono svolti all'inizio di questa settimana che si sta concludendo con oggi, ed entrambe le parti avevano detto che sì, si erano fatti dei passi avanti su un eventuale accordo. Washington ha aumentato la pressione su Teheran per siglare un nuovo accordo sul programma nucleare, scrive ancora la BBC, e Trump ha più volte dichiarato che gli Stati Uniti erano pronti, avevano la volontà e la capacità di agire con velocità e con la violenza se necessario. Gli è stato chiesto, qualche giorno fa, è stato chiesto a Trump se queste tensioni avrebbero portato a un conflitto nel Medio Oriente, e lui aveva detto c'è sempre questo rischio. Quando c'è una guerra c'è il rischio di qualsiasi cosa, sia cose buone che cose cattive, aveva aggiunto. E ancora Trump ha detto: abbiamo cercato ripetutamente di fare un accordo con gli iraniani, ci abbiamo provato, ma abbiamo intenzione appunto di distruggere i loro missili e radere al suolo la loro industria missilistica. Sarà completamente cancellata, obliterated, cancellata. Quindi gli americani ci stanno dando dentro, insieme con gli israeliani, nel radere al suolo, nel rendere praticamente impotente gli iraniani, nel rendere impotente l'Iran per quanto riguarda le minacce missilistiche e militari. Tra l'altro la CNN dice che Trump sta passando il weekend a Palm Beach nel suo club privato e il presidente è arrivato a Mar-a-Lago dal porto di Corpus Christi, Texas, dove aveva tenuto un discorso. È arrivato a Mar-a-Lago alle 9 della sera di ieri, quindi le 3 del mattino in Italia, secondo appunto quanto riferiscono i giornalisti che viaggiavano sull'Air Force One col presidente. Tra l'altro ora sono previsti un incontro e una cena con i MAGA, sarà stasera alle 7 e poi alle 7:30. Le 7 americane significa l'una di notte in Italia, quindi quando sarà l'una di notte di domenica mattina lui incontrerà i MAGA e poi ci cenerà pure. Io mi fermo, vai pure. Esatto Tonino, grazie, ma rimani con noi perché ci ha raggiunto la dottoressa Fiammanera. Dottoressa, ci sente? Sì, vedo che non siete informati su cosa è successo
anche rispetto a Trump poco fa. Noi siamo già Sì, scesi no, nei il collega rifugi. infatti Antonino Danna prima ha raccontato tutte le dichiarazioni, tutta Eh, la prima valutazione di sì. questo attacco, Ok, ma ok, dottoressa, oltretutto lei è un adesso rifugio, vero? siccome da un Prego. minuto all'altro può suonare un altro allarme e io allora Sì. devo lasciarvi nel caso, perché se devo scendere nel rifugio mi sembra difficile. Già stamani siamo scesi una volta, mi sembra meglio che guardiamo un attimo che cosa sta succedendo, va bene? Adesso. Allora, del tutto Sì. è stata per noi una grande sorpresa che per la prima volta di mattina, perché in genere tutti gli attacchi che ci sono stati precedentemente sono avvenuti nottetempo, invece in questo caso stamattina c'è stata questa grande sorpresa per cui circa un'ora e mezzo fa c'è stata la sirena e siamo scesi nei rifugi, perché nel contempo, come abbiamo appreso appunto durante quei primi minuti dai mezzi di comunicazione di massa e dal Ministero della Difesa, Israele volava con i suoi aerei da combattimento sopra Teheran e aveva attaccato quelli che poi si sono rivelati essere alcuni obiettivi istituzionali, fra cui il quartiere dove abita Khamenei, che poi dopo Al Jazeera ha detto invece che lui sembra che sia già scappato, insomma praticamente, ecco, se posso spiegarla in maniera semplice, però non è detto che Al Jazeera, che tiene sempre per la parte, diciamo così, islamica, non l'abbia detto per sviare l'attenzione da quei luoghi. Comunque sono stati attaccati il Ministero della Difesa iraniano, la zona in cui sta appunto Khamenei, la guida suprema, l'Agenzia per l'Energia Atomica e anche il Ministero dell'Intelligence, che credo sia dotato di strumenti molto molto particolari che sono poi appannaggio anche di tutta la struttura. Itai, sono alla radio, Itai, vai di sopra, sono alla radio. Scusate, ma noi siamo in una situazione prego, un pochino dottoressa, diversa scusi perché... dal normale. Eravamo tutti sotto la doccia stamattina, anche perché è Shabbat, quindi è il giorno di Esatto. festa, quindi tutte le famiglie, i bambini non sono a scuola, le famiglie sono in casa e quindi diciamo la situazione ha colto Israele in un momento particolare. Siamo anche a 2 giorni di distanza dalla festa di Purim, che è un carnevale ebraico con significati anche nazionali molto importanti. Ora, la seconda notizia, oltre al fatto che si erano mossi gli aerei israeliani, che peraltro noi abbiamo sentito muovere tutta la notte, perché qui Israele è piccina, quindi quando si muove una pattuglia di tutti i vari F che da combattimento di cui dispone lo Stato Israele, noi lo sentiamo in tutti gli angoli del paese. Ecco, adesso non solo è arrivata la notizia dagli osservatori che anche l'esercito americano si è mosso, ma la cosa è stata confermata con un drammatico discorso da Trump, un discorso che si è svolto poco fa, molto molto dettagliato, in cui Trump ha spiegato il motivo per cui finalmente si è deciso. Ecco, e questo motivo noi lo avevamo letto e anche sulla mia analisi di stamattina sul giornale, noi lo avevamo letto nel fallimento delle susseguenti riunioni, erano arrivati a 3, fra Araghchi, il ministro degli esteri iraniano, con Witkoff e Kushner, i plenipotenziari per questa trattativa di Trump, che hanno informato Trump ieri, l'ultima volta da Ginevra, che la trattativa andava male e infatti erano arrivate notizie di una delusione, così si era espresso il presidente americano, di come stavano andando le cose. Stavano andando male perché anche se agli occhi perlomeno dell'esterno, e poi invece però stamani Trump con un discorso molto importante ha cambiato obiettivo, però ieri sembrava proprio che sul ristretto obiettivo di richiedere agli iraniani di smettere di alimentare a livelli utilizzabili per
per fini bellici e per la bomba atomica l'uranio, avessero risposto picche per l'ennesima volta, e quindi questa promessa che Trump aveva fatto prima di tutto agli americani, prima ancora che agli israeliani, ma si capisce bene quanto gli israeliani, che sono i primi minacciati, fossero direttamente coinvolti in questa vicenda, aveva promesso appunto che l'Iran, in quanto questa è stata la motivazione che di nuovo ha ripetuto stamattina il paese più responsabile, più coinvolto nella minaccia terrorista al mondo intero, non avrebbe mai posseduto la bomba atomica, e quindi doveva smettere di alimentare l'uranio. E sembra che, perché c'era già una cosa come 450 kg, cosa che ieri è stata confermata con un documento segreto dall'IAEA, l'Agenzia Internazionale, messi da parte, tanta roba, 450 kg di uranio arricchito al 60%, un livello di arricchimento in genere arricchito all'1,5% per usi energetici o medici, o insomma l'uranio serve, produce energia, ma quando è arricchito al 60% serve soltanto a usi bellici, a fare la bomba atomica, e anche purtroppo può servire per creare delle testate per quei missili di lunga gittata, di cui, ecco, e qui vi do la notizia che è di ora, proprio di pochi minuti fa, di cui Trump ha recuperato il senso nel suo discorso di stamattina, perché ha detto: non solo noi non potevamo accettare da parte iraniana questo rifiuto di parlare della bomba atomica, che insomma è una cosa che gli chiediamo da decenni, ma nemmeno di mettere da parte, di non voler nemmeno affrontare l'argomento dei missili di lunga gittata, anche missili di altissime velocità, molto specializzati, tra l'altro a parte i missili hanno anche un'industria molto fiorente di droni, di cui si serve Putin per il suo attacco contro l'Ucraina, se ne serve in continuazione, quindi insomma è un'associazione a delinquere molto larga. Ecco, e qui Trump naturalmente non ha citato Putin, non c'entrava nulla, e non ha citato neanche Israele, neanche una volta, con cui sta volando nei cieli dell'Iran proprio in questi momenti, ma non l'ha citato. Ha detto: ragazzi, ha detto agli americani, noi siamo stati attaccati, e ha citato tutte le occasioni in cui l'Iran ha fatto fuori cittadini e soldati americani in tutte le parti del mondo. Vedrete poi il discorso, ora è inutile che io ve lo riracconto tutto da capo, tanto è uscito ora dappertutto. Comunque l'Iran è una minaccia per tutti, è una minaccia per gli Stati Uniti, e io in nome della difesa da questa minaccia ho deciso che tanto non c'era niente da fare. E qui secondo me ha fatto, e poi ha detto due cose ancora che invece vale la pena di dire ora a livello di analisi, che sono veramente molto importanti. La prima, ha detto: uomini dell'IRGC, cioè delle guardie della rivoluzione, non ubbidite a delinquenti dei vostri capi, restate a casa, non andate a combattere e sarete perdonati. Se invece vi affiancate a questo regime assassino, sarete destinati al peggiore dei destini, perché la guerra è una guerra terribile e noi abbiamo un esercito che vi batterà sicuramente, e io sinceramente non ne dubito, ecco, di questo. E poi ha detto alla gente dell'Iran, ha parlato al popolo iraniano e gli ha detto: ecco, noi siamo venuti in vostro aiuto, adesso tocca a voi, uscite. Ora state protetti naturalmente, e poi dopo dimostrate che con la vostra forza di opinione che volete un altro governo. Sì. Fatevelo da voi, siete voi padroni del vostro destino, muovetevi per quello. Ecco, questa era la sostanza. Intanto noi siamo qui, prepariamo le bottiglie dell'acqua, le coperte da portarci giù nei rifugi, ci siamo già andati. Io ieri ero già stata a pulire perché avevo capito che, insomma, che c'eravamo. Ieri sera ho detto a mio marito: ma stanotte mi sa che sia quella, perché Trump ieri appunto aveva detto: non sono contento, e avevo capito che questa storia, che secondo me è sempre stata abbastanza fittizia, di dare la possibilità agli iraniani
di accettare le proposte americane si stava concludendo. Ecco, e ho pensato che oramai eravamo arrivati. Ecco, c'è un elemento in più, forse, Sì. che è quello che ero... Dimmi, scusa, io non ti ho lasciato No, parlare. dottoressa, infatti no, ricordavo Prego, che lei vado avanti. Sì, No, volevo continui solo pure. dire che appunto era uscito su Politico questa notizia che siccome Trump ha una certa difficoltà a fare inghiottire agli americani quest'altra guerra così lontano, cioè dopo essersi tanto interessato a questo, a quello, Venezuela, poi prima il peace, il Board for Peace, insomma tante cose che lo allontanano dallo scenario americano, teme l'opinione pubblica americana, e allora si era scritto che era nelle sue intenzioni di fare andare avanti Israele e poi di unirsi a Israele, ma la storia è molto diversa da così e non sono interessi specifici, è che qui c'è sempre una questione del preemptive war, cioè se è vero, ok, che gli iraniani hanno lavorato freneticamente, e qui speriamo bene, incrociamo tutte le dita, a preparare delle testate di missili che ancora dobbiamo vedere, perché fra un po' comincerà la risposta loro, noi siamo qui e loro ci spareranno addosso, questo è quello che ci aspettiamo tutti quanti, e dipende cosa ci hanno messo dentro a questi missili, se sono come quelli dell'altra volta, che ne sono arrivati di questi missili pesanti, potenti, grossi, tonnellate di roba, però hanno distrutto delle case, purtroppo hanno ammazzato una quarantina di persone, innocenti, famiglie, però insomma è un prezzo che nelle guerre si paga, e noi nel frattempo gli avevamo ridotto ben bene le 3 centrali nucleari, ma se invece dentro queste testate c'è qualcosa di diverso, e allora era tempo giusto di intervenire, perché più passano i giorni e più loro le preparano, allora tu sai, va bene, che cosa sta succedendo lì, e se stava succedendo che la loro preparazione stava andando avanti molto velocemente, c'è caso che dovessimo intervenire prima. Lo sapremo, adesso noi non lo sappiamo, questa è un'ipotesi, ma mi sembra molto realistica, perché in genere quando Israele decide di intervenire lo fa perché non ne può fare a meno, anche quelle eliminazioni, no? Quegli attacchi che sono perché quello ha stabilito di compiere un attacco terroristico grosso, o perché prepara un'importazione di armi, sto parlando ora dell'eliminazione dei capi di Hezbollah o di Hamas. Nel caso dell'Iran è chiaro che se agisci perché altrimenti questo comporta un pericolo per la tua vita, ecco. E quindi qui siamo sempre stati in pericolo di vita per via dell'Iran e dei proxy che ha messo in piedi appunto Hamas, gli Hezbollah, i Houthi, la parte sciita irachena, eccetera, e poi altri suoi amichetti tipo Erdogan, che non sono sciiti, sono sunniti, ma che insomma lo stesso hanno trovato molti interessi nell'avercela con Israele, ma adesso in questo momento la nostra attenzione è concentrata su questo, ora vediamo cosa c'è in testa, questo è il nostro punto interrogativo. Ecco, dottoressa, in attesa... grazie. Sì, vai Tonino. Ecco, volevo chiederle questo, io sono Danna, buongiorno e ben trovata. Ciao, Senta, buongiorno. Hezbollah aveva promesso che se Israele avesse tentato di toccare anche solo un capello a Khamenei sarebbe intervenuto in forze colpendo Tel Aviv e così via. Ma davvero questi si possono permettere ancora di fare delle minacce del genere? Veloce, scusate, ciao, arrivederci. Prego, arrivederci. Ecco, questa è la guardia. Allora, grazie dottoressa, sapevamo di questo momento drammatico, credo che ormai è perso il collegamento perché c'è stato probabilmente un attacco, un allarme. Sì, ha gridato stanno arrivando i razzi. Esatto, quindi Tonino perdonami che qui caspita ci sente? Scusate, ma mica... Prego, vada pure, grazie. Grazie. Sì, credo che ci sia stata la reazione che stavamo dicendo prima. Sì, che subito poi stanno arrivando i missili, evidentemente. Io infatti, allora, Tonino, volevo rivolgere questa... Dimmi.
Sì, intanto Scusami, mentre parlava scusami. la dottoressa Nielsen vi dico che Trump ha detto che la mossa è stata anche quella appunto di radere al suolo l'industria missilistica iraniana perché potevano colpire i nostri cari alleati in Europa. Bene, la Fox sta mostrando una cartina, pensate che il missile con più ampio raggio di gittata, 1864 miglia nautiche, che sono circa 3700 km, diciamo 4000, ecco, può arrivare a colpire anche tutta l'Italia del Nord fino a Torino. Quindi, questo tanto per Sì, darvi sì. un ripasso di geografia. Poco da dire, l'Iran dunque sta rispondendo e tra poco vedremo che cosa succederà. Vediamo un attimo se riusciamo ad agganciare la webcam dell'AP puntata su Tel Aviv e vediamo se succede qualcosa, perché naturalmente quando arrivano i razzi generalmente vengono suonate le sirene e poi nel giro di nemmeno 30 secondi si vede l'Iron Dome che entra in funzione, almeno quest'estate era così durante la guerra dei 12 giorni, anche perché, per darvi un dato, dall'Iran fino a Israele i missili impiegano 10 minuti ad arrivare. Questa è la tempistica. Pier Vittorio. Sì, allora Tonino, facciamo così, grazie per questo che ci hai detto e io volevo anche farti rivolgere una domanda, io avevo anche in mente poi di chiedere ecco, della questione del patto tra Iran, Cina e Russia, di questo trilaterale, però Natalia a questo punto facciamo la pausa così poi proviamo anche a sentire l'onorevole Isabella Tovaglieri perché dovevamo fare il collegamento alle 9.05 Sì, certo. ma qui vedete con l'attacco in corso è tutto stravolto, allora piccolo break Natalia e noi ci ritroviamo fra pochissimo. Ascolta i tuoi programmi preferiti, le notizie, la musica che ami e non solo. Con l'app di Radio Libertà puoi interagire con i conduttori, anche quando sei in movimento. Non aspettare, cerca Radio Libertà nello store del tuo smartphone o tablet e scarica l'app gratuitamente. Radio Libertà, tutta la radio con te. Scopri di più su radiolibertà.net. Semplicemente la tua radio. Porta con te ovunque Radio Libertà. Scarica la app per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiolibertà.net. Cosa aspetti? Di nuovo a te la linea, Pier Vittorio. Grazie mille Natalia. Allora ti chiedo subito se sia stato già realizzato ecco, il collegamento con l'onorevole Isabella Tovaglieri. Lo dicevamo, previsto alle 9.05, ci scusiamo con tutti voi e con lei stessa, ma avete visto poi con la chiamata alla dottoressa Nielsen abbiamo ritardato. Allora Natalia, mi confermi se la nostra ospite sia già collegata adesso? La sto contattando. Perfetto, e allora Tonino torno da te per chiederti se ci sono invece ulteriori aggiornamenti sulle dichiarazioni di Trump, se ha aggiunto Sì, allora altro. intanto il governo israeliano ha battezzato questa operazione Leone Ruggente, mentre invece quella della guerra dei 12 giorni era Leone Nascente. Trump ha incoraggiato gli iraniani a scendere in strada e rovesciare il governo. Quando avremo finito prendete in mano il governo del paese, toccherà a voi, sarà probabilmente la vostra unica possibilità per generazioni, ha detto Trump. E qua stiamo riferendo come fonte alla CNN. Ha anche detto che naturalmente sta seguendo, dice, per molti anni voi avete chiesto l'aiuto degli americani, ma non avete mai ricevuto una mano. Nessun presidente ha avuto la volontà di fare quello che io sto per fare stanotte. Adesso voi avete un presidente che vi sta dando quello che voi avete chiesto, per cui ora vediamo in che modo risponderete. E ha aggiunto, l'America vi sta appoggiando con una forza estrema e con una potenza devastante. Adesso è il momento di prendere il controllo del vostro destino e conquistare il futuro glorioso e prosperoso che è a portata delle vostre mani. Questo è il momento per agire, non permettete, non sprecate questa occasione. Questo è l'appello diretto di Trump alla popolazione iraniana.
La collega Shalev della CNN scrive pure che la tempistica dell'attacco israeliano e americano sull'Iran ha un significato simbolico sul giudaismo, sull'ebraismo, perché praticamente nelle vacanze di Purim, appunto il carnevale ebraico, come diceva Fiamma Nierenstein, i fedeli leggono una porzione specifica del Vecchio Testamento, chiamato Zacor, è una parte del libro del Deuteronomio, che ordinava agli antichi ebrei di ricordare un attacco non provocato da parte un attacco quindi a sorpresa della nazione di Amalek, e sradicare la memoria di Amalek nel momento in cui gli israeliani avessero conquistato la loro terra promessa. Questo brano appunto del Deuteronomio viene letto pubblicamente prima di Purim, questo per ricordare appunto Amalek, che è l'archetipo del nemico storico di Israele. Quindi diciamo c'è anche una certa ispirazione religiosa in questa battaglia, l'operazione appunto Leone Ruggente. Trump però è stato onesto con gli americani, ha detto anche che in questa guerra si potrebbero perdere vite di cittadini americani. Il regime iraniano, ha detto ancora il presidente, cerca di uccidere. Le vite di coraggiosi eroi americani potrebbero andare perdute e potremmo avere delle vittime. Questo spesso succede durante la guerra, ma lo stiamo facendo non per adesso, lo stiamo facendo per il futuro, ed è una missione nobile, ha detto il presidente ancora, e poi ha aggiunto che gli Stati Uniti hanno preso qualunque possibile misura per minimizzare il rischio di perdere personale americano nella regione. E allora grazie Insomma, Tonino, e scusami prego. che ti interrompo, ma credo che ci abbia già raggiunto l'onorevole Isabella Tovalieri, quindi onorevole, anzi ci perdoni, caspita, per questa attesa, perché probabilmente si era già collegata qualche minuto fa. Ci sente? Sì, vi sento benissimo. Buongiorno a tutti. Buongiorno Ben onorevole, trovata. allora ricordiamo che lei appunto aveva strappato questa immagine dell'Ayatollah Khamenei, il video era diventato virale, aveva ricevuto insulti, minacce di morte, aveva ricordato che questo Iran è la peggiore dittatura teocratica al mondo. Allora, onorevole, come state seguendo voi, ecco, europarlamentari della Lega, Lega tutto, ma anche patrioti per l'Europa e all'Europarlamento, queste vicende? Abbiamo sentito prima tutte le dichiarazioni di Trump di annuncio alla fine di questo attacco a sorpresa, e soprattutto quali sono già le prime reazioni ufficiali dell'Unione Europea, che probabilmente anche qui si deve un po' interrogare sulla sua, diciamo, latitanza negli ultimi giorni. Ma le reazioni ancora non ci sono e non mi stupisce, perché sulla politica estera sappiamo che l'Unione Europea, sebbene diciamo è la materia su cui più dovrebbe pronunciarsi, in realtà dorme sonni tranquilli. La Lega dall'inizio ha appoggiato la rivolta del popolo iraniano, delle donne e dei giovani iraniani che finalmente hanno deciso appunto di ribellarsi a questo regime che li soffoca. Sono tutte bugie quelle che ci vogliono propinare dalla sinistra, che il popolo iraniano è sceso in piazza a causa dell'inflazione galoppante, perché il regime ormai li ha affamati e quindi di conseguenza non hanno più di che vivere e si ribellano. Il popolo iraniano è sceso in piazza perché non ne può più di vivere sottomesso da un regime islamico radicale ed estremista, non ne può più di vivere di continui soprusi e quindi ha alzato la testa. L'Europa non ha avuto alcun ruolo nell'appoggiare il popolo iraniano, se non tramite i singoli partiti come la Lega, che hanno manifestato il pieno appoggio e la solidarietà, ma devo dire che da parte della sinistra c'è stato un silenzio assordante. Non ho visto partire flottiglie per l'Iran o fare manifestazioni di piazza. Fortunatamente c'è qualcuno oltreoceano che ancora ha a cuore i principi democratici, nonostante venga dipinto dall'opinione pubblica di sinistra come un mostro, che invece fa fatti e non parole, e quindi ha appoggiato la rivolta giusta e legittima del popolo iraniano.
Infatti, onorevole Tovalieri, ci è arrivato per esempio un messaggio dal nostro radioascoltatore Mattia da Padova che scrive: buongiorno Donald, grazie per questo caos mondiale che innervosisce i globalisti, fa un pensierino anche a Bruxelles. Ma allora Tonino, se sei ancora in linea, ovviamente ecco, perché volevo sentirti sul punto e ovviamente liberissimo di rivolgere, ecco, la tua domanda all'onorevole Tovalieri. No, io intanto auguro all'onorevole Tovalieri che siano in tanti a Teheran però a seguire il suo esempio e strappino abbondantemente, proprio in massa, fotografie dell'Ayatollah Khamenei, e ha fatto bene a compiere questo gesto, già che ci siamo, tanto per mettere le cose in chiaro su come la penso. Solo per dirvi che poco fa le forze armate di Israele hanno detto che sono suonate le sirene appunto in tutto il paese, e in particolare in questo momento l'aeronautica israeliana sta intercettando e abbattendo i missili in arrivo dall'Iran. La difesa non è ermetica e pertanto è necessario che il pubblico continui a rispettare le guide, le linee guida che verranno emanate dal comando del Home Front, quello che si occupa appunto dei civili, e di seguire attentamente le richieste che verranno fatte dai militari. No, io quello che voglio chiedere all'onorevole Tovalieri, ringraziandola del suo tempo ancora una volta, stavolta è la volta buona, come dice Trump, quella che capita in una generazione e basta, perché davvero ci liberiamo di un regime dispotico che odia le donne, che non conosce i diritti umani e che francamente minaccia il mondo con l'atomica, o che voleva minacciare il mondo con l'atomica. Secondo lei è la volta buona? E l'Europa cosa dovrebbe fare in tutto questo? Beh, allora, se sia la volta buona posso solo augurarmelo. Dire che lo sarà non me lo sento di farlo, perché sarebbe come avere la sfera di vetro, ma mi auguro che lo sia non solo per il popolo iraniano, che è un grandissimo popolo di tantissimi giovani molto intelligenti, capaci, che avrebbero un potenziale enorme se solo gli venisse consentita la possibilità di esprimerlo, ma anche per l'Occidente e per la democrazia. Cioè, oggi dire che è saltato l'ordine globale per certi versi è anche un aspetto positivo, perché se l'ordine globale prevedeva che ci fossero delle teocrazie a pochi passi dall'Italia, e con l'islamizzazione imperante che noi stiamo subendo all'interno del nostro paese, di fatto quei modus vivendi venivano importati tali e quali anche a casa nostra, e allora se si interrompe questa catena del male e se c'è una rivolta e finalmente si riesce a soverchiare questo potere, strapotere illegittimo, perché ricordiamo che insomma le elezioni in Iran non sono avvenute in maniera democratica, allora ne giova l'intero assetto e l'intero ordine mondiale, non da ultimo proprio perché appunto l'Iran ha sempre paventato la minaccia dell'atomica, che anche insomma non è possibile che venga minacciato appunto da un regime così dispotico. Questo dovrebbe far preoccupare l'Unione Europea, che invece come sempre volta la faccia dall'altra parte e cerca di nascondere la polvere sotto il tappeto in nome del buonismo e dell'inclusione. Ecco, senta, sì, prego Pier Vittorio. Sì, una domanda al volo, poi allora le raccogliamo, le facciamo assieme. Prima domanda per l'onorevole Tovalieri, ma soprattutto la sinistra italiana, che non ha detto quasi nulla sulle proteste, no, degli iraniani, perché comunque ha cavalcato invece le proteste pro-PAL, invece qui c'è una richiesta di democrazia e di libertà che è stata soffocata nel sangue. Prego Tonino, per la tua domanda. No, io volevo chiedere questo all'onorevole Tovalieri. Io quando ho cominciato la trasmissione ho messo scommessa di un caffè con Pier Vittorio, e a questo punto la metto pure con lei, che da qualche parte c'è qualcuno già che sta preparando una manifestazione di protesta per dire che è stato attaccato uno Stato sovrano. Infatti. Beh, non mi stupirebbe. Come lo vuole, ma credo che il caffè si possa già mettere in macchina, direi. Sì,
ahimè, sono qui pronta a vedere i sedicenti democratici scendere in piazza a solidarizzare con il regime teocratico di Khamenei, gli stessi che magari sono i primi ad immolarsi per dire che noi siamo uno Stato laico, che non possiamo festeggiare il Natale, che dobbiamo rimuovere il crocifisso, che non possiamo fare il presepe a Natale per non offendere nessuno, sono gli stessi che poi vanno a difendere il peggiore regime teocratico. E quindi questo, come dire, il cortocircuito è servito, come quando sono andati in piazza a difendere il dittatore Maduro, cioè qui come sempre c'è una doppia morale. L'importante è dar contro a Trump, qualunque cosa faccia, dovesse ancorché dire viva la Palestina libera, probabilmente a quel punto scenderebbero in piazza per manifestare a favore di Israele, di Netanyahu, esatto, di Netanyahu. A quel punto avrebbero già la maglietta con Netanyahu sotto quella di Maduro. Vabbè, abbiamo capito che io oggi devo pagare caffè ad un po' di gente. Senta, onorevole. Onorevole, ma diciamo, lei giustamente la vede da Bruxelles. Proviamo ad avvicinarci un po' all'Italia. Secondo lei il nostro paese cosa dovrebbe fare in tutto questo? Ma il nostro paese innanzitutto credo che abbia fatto la mossa vincente, che è quella di continuare a consolidare i rapporti atlantici con gli Stati Uniti. Io so che qualcuno ritiene che la Meloni sia subalterna, ma io a Trump, devo dire che allora, se vale questa lettura, dovremmo dire che fosse stata subalterna anche a Biden. In realtà io penso che il nostro paese debba guardare sempre agli Stati Uniti come un partner con cui colloquiare sia dal punto di vista commerciale, perché ricordo che le nostre imprese hanno negli Stati Uniti la principale fonte di export, ma anche da un punto di vista culturale. Io mi sento di guardare più a Occidente che a Oriente, se devo guardare a qualcuno come un punto di riferimento e dal quale eventualmente dovermi far difendere. Quindi grazie anche alla Lega, che ha sempre tessuto ottimi rapporti con i partiti statunitensi, in particolar modo con i repubblicani. Questo fa sì che comunque ci siano dei buoni rapporti che ci potranno sempre solo ed esclusivamente agevolare, mai penalizzare. Mi sembra abbastanza chiaro per chi ha un minimo di buonsenso, appunto. Siccome in questo paese c'è gente che ci raccontava invece qualche anno fa che a Teheran va tutto bene, che c'è un regime che rispetta le donne perché sono tante le donne che vanno a studiare all'università, come vede, sono suonate adesso le sirene a Tel Aviv. Ecco. Ci hanno provato anche a dire in Unione Europea che il Qatar fosse la nuova frontiera del progressismo. Sì. Ecco, ma a proposito poi di quello che stava dicendo onorevole Tovaglieri, cioè che poi alla fine questa sinistra chiudeva un occhio di fronte a regimi teocratici e nel frattempo si favoriva qui a casa nostra anche l'islamizzazione. C'è poi da commentare questo risultato anche in Gran Bretagna, Regno Unito, perché i Verdi hanno vinto questo collegio elettorale a Manchester, ma con i voti soprattutto degli islamici, ed è quello che la sinistra italiana vuole anche realizzare qui, per esempio con il referendum per il no, cioè iniziando a schierare, a mobilitare il voto comunque islamico, che è un voto islamizzato. Abbiamo visto anche le inchieste su Annun. Ecco, anche noi corriamo questo pericolo. Assolutamente, lo stiamo già vivendo. Mi sembra abbastanza evidente il progetto politico della sinistra, che ormai è acclarato in tanti altri paesi,
in cui l'islamizzazione si è verificata molto prima di noi, penso ad esempio appunto agli Stati Uniti, penso al Regno Unito, scusatemi, dove ci sono già sindaci islamici eletti che giurano sulla Sharia. Cioè questo non sta accadendo in Afghanistan, sta accadendo nel Regno Unito, un paese che fino a qualche anno fa stava all'interno dell'Unione Europea. Quindi se noi non riusciamo a svegliarci, a capire che il progetto politico della sinistra è esattamente questo, di strizzare l'occhio all'islamizzazione, anche quella illegale, perché è un modo surrettizio di procurarsi un nuovo bacino elettorale che consentirà alla sinistra di governare a favore loro, ovviamente, non certo a favore nostro. Cioè, noi non capiamo che stiamo di fatto mettendo sul piatto il nostro destino, il nostro futuro, il futuro della nostra civiltà. Quindi abbiamo una responsabilità enorme nel fermare la sinistra. Non è un tema politico, è un tema culturale questa volta la battaglia. Esattamente, una battaglia culturale. Ma allora io faccio intervenire Matteo De Sio, come sapete, conduttore per il lunedì mattina del Te la rido io l'America. Matteo, grazie per essere qui con noi e scusaci per l'attesa, perché anche te giustamente volevi rivolgere una domanda all'europarlamentare Isabella Tovaglieri. Ci senti? Sì, buongiorno a tutti, buongiorno al Ciao nostro Matteo. ospite. Buongiorno. Grazie per averci permesso la sua presenza, e volevamo chiederle, ovviamente in un momento già di caos, come quello che sta avvenendo purtroppo, o per fortuna, in Iran, purtroppo perché la guerra ovviamente è sempre negativa, però in questo caso potrebbe ribaltare un regime nemico per l'Occidente, nemico per la libertà. Ecco, parliamo di quello che è successo, tra l'altro, in Francia. Sicuramente anche i nostri ascoltatori si ricordano purtroppo della vicenda che ne avevamo parlato in parte la volta scorsa, e che purtroppo si è sviluppata in un omicidio per un attivista, un ragazzo giovanissimo di 23 anni, della nostra età, Quentin. Ecco, parliamo di una sinistra che predica l'abbracciare questi personaggi che invadono, questi personaggi negativi che invadono i nostri paesi europei, ma che utilizzano la violenza fisica proprio sui cittadini, sui loro concittadini. Che problematiche quindi stiamo vedendo poi per Bruxelles e per l'Europa, e come pensa che possa reagire l'Europa a questa violenza sistematica di questi Antifa? Ma presumo che a breve ce li ritroveremo eletti al Parlamento europeo, perché devo dire che fino ad ora, se penso all'esempio della Salis, che francamente una che è celebre per aver partecipato alla banda del martello e per essere accusata di spaccare la testa a chi non la pensa come lei, non penserei mai che meriti di entrare a far parte di un'istituzione che dovrebbe essere il tempio della democrazia. Eppure invece la Salis è mia collega, siede all'interno del Parlamento europeo, quindi mi aspetto ora che un antifa che ha partecipato al massacro di Quentin, qualche partito di estrema sinistra come AVS e compagni lo candidi bellamente alle prossime elezioni europee. Ahimè, questa che sto facendo non è una provocazione, perché, ripeto, la Salis è una realtà, non è surreale questa congettura. Purtroppo l'Unione Europea e la sinistra in generale, perché l'Unione Europea è retta da una maggioranza traino socialdemocratico, non riesce mai a porsi dalla parte
di chi fa rispettare le regole, penso ad esempio alle forze dell'ordine, di chi rispetta le regole, penso al fatto che viene candidata un'indagata e non una persona incensurata, ma basti pensare anche al referendum sulla giustizia. Ieri ho avuto un dibattito surreale con un senatore del PD, che la magistratura deve essere autonoma, è vero, ma anche imparziale, perché l'imparzialità è la garanzia principale di essere giudicati liberamente per i cittadini. Ecco, per il PD è importante solo l'autonomia dei giudici, che possono fare e disfare quello che vogliono. Del fatto che debbano essere anche imparziali e giudicare correttamente i cittadini, questo è un aspetto a cui loro non frega assolutamente nulla, è secondario al punto tale che qualunque modifica che vada in questa direzione deve essere respinta, perché l'indipendenza e l'autonomia dei giudici è intoccabile, l'imparzialità invece è un concetto molto più relativo. Quindi la sinistra ogni volta che c'è da schierarsi si schiera sempre dalla parte sbagliata. Esatto, dalla parte sbagliata anche della storia, perché come ha detto lei onorevole, come hai detto anche te Antonino Danna, adesso prepariamoci a manifestazioni a favore della sovranità degli stati, in questo caso del regime degli Ayatollah in Iran. E allora, Esatto. Grazie a tutti voi, grazie onorevole per essere stata con noi, ci scusi ancora per il ritardo, oggi ha visto uno stravolgimento totale qui del palinsesto. Direi più per che questo giustificato. Grazie ancora. Grazie, arrivederci, buona giornata a tutti. Italia, Garage dell'Alfista, credo che forse adesso No, verrà oggi non c'è, posticipato. come puoi immaginare. Oggi andiamo avanti Esatto. come filo diretto. Perfetto, e allora grazie a tutti voi che ci avete ascoltato e ovviamente buona continuazione qui su Radio Libertà per continuare a seguire quello che sta succedendo in Iran. Sì, Natalia, chiamami su Teams, grazie. Grazie. Avete ascoltato